Dai dilettanti della nazionale potrebbe sembrare un film o un libro. Sono partito da veramente in basso, diciamo, aver calpestato tutte le categorie mi ha aiutato tanto. Io penso che la gavetta sia una parte fondamentale, non tanto per che tipo di giocatore sei, ma più che altro ti fa crescere dal punto di vista mentale, perché tu arrivi al punto di dire gioco in Serie A grazie a tutto quello che ho fatto. L'esordio con l'Inter fu sicuramente un esordio positivo, perché esordire con una grande squadra per la prima volta con la maglia del Sassuolo è stato comunque emozionante, e poi ancora di più aver raggiunto i 3 punti è stato bello. Il mio inizio in Serie A era andato anche abbastanza bene. Nei primi 3 anni ero riuscito a fare 9 gol, e poi che ultimamente la porta la vedo poco. Il ruolo del difensore ultimamente è cambiato parecchio. Adesso il difensore, oltre a difendere, deve anche saper comunque iniziare l'azione, portare le palle più pulite possibile agli attaccanti o ai centrocampisti per poi sviluppare un'azione offensiva. È una mia caratteristica quella di saper giocare la palla, e poi è un metodo di gioco che mi piace molto. Non dico che deve essere un regista, però avere le idee di calcio giuste, cioè non serve per forza il lancio perfetto, ma anche dove, quando e come dar la palla al compagno fa la differenza. Penso che, come sia sempre capitato, quando c'è un cambiamento, piccolo o grande che sia, comunque incide. Quindi siamo ancora in una fase, diciamo, di rodaggio, però siamo sulla buona strada. C'è ovviamente da lavorare, da fare le cose per bene, metterci sempre la determinazione giusta, e questo penso che ci porterà a toglierci grosse soddisfazioni. Prima magari cercavamo di più il possesso e aggirare l'avversario. Adesso appena troviamo un varco cerchiamo di inserirci e far male.